Convention di Forza Italia al Politeama di Palermo, la presenza di Cancelleri in seconda fila lascia intendere il suo approdo nel partito di Berlusconi, le dichiarazioni di Schifani e Tajani. De Gasperi, la Sicilia degli anni '80 e la scopertura di un busto del grande statista Ravanusa. Le banche che operano in Sicilia devono pagare le tasse qui, lo dice con fermezza l'assessore regionale all'economia Falcone. Termovalorizzatori, l'accordo siglato da Schifani a Roma infiamma i pentastellati che insorgono, sono inceneritori e fanno male alla salute. Interessante momento di riflessione della Società per l'assistenza ai malati oncologici sui casi clinici nelle cure palliative domiciliari. Domani trofeo di mountain bike nella Valle dei Templi, l'evento presentato a Casa San Filippo. E a tutti un saluto dalla redazione di TVA Notizie. Apriamo con la politica perché in queste ore Forza Italia si incontra a Palermo e avvia una tappa che segna un nuovo corso che senza Gianfranco Miccichè messo all'angolo marca l'avvio di un nuovo percorso siglato dal presidente Schifani e da Caruso. E noi abbiamo adesso un servizio con le dichiarazioni del governatore Schifani e anche del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Sentiamo. È iniziato con un lungo applauso a Silvio Berlusconi la convention di Forza Italia organizzata al Teatro Politeama a Palermo dal gruppo parlamentare all'Assemblea siciliana. Sul maxi schermo è stato trasmesso un contributo video con le immagini di repertorio di Silvio Berlusconi che ha parlato del valore del partito in Italia. Dopo i saluti del sindaco Lagalla, a parlare per primo è stato il capogruppo degli Azzurri Stefano Pellegrino e in prima fila il presidente della regione Schifani e il coordinatore Marcello Caruso, gli assessori e la classe dirigente del partito. È presente anche l'ex leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancellieri, che nei giorni scorsi ha abbandonato il movimento alla convention di Forza Italia in corso appunto a Palermo. Cancellieri seduto in seconda fila dietro al presidente della regione Schifani. Per l'ex viceministro e sottosegretario alle infrastrutture nel governo Conte e Draghi si profila l'ingresso nel partito di Silvio Berlusconi. Ci siamo confrontati per rivedere quell'accordo fatto dall'amico Nello Musumeci anni fa per poter ottenere uno spalmamento di debiti nascenti dal governo Crocetta, perché se non avrebbero messo in crisi quel governo e la Sicilia. Bene, in quell'accordo, giusto secondo me naturalmente, che ci ha consentito di uscire dal tunnel, ci hanno dato i compiti a casa. Tra i compiti a casa c'era il blocco dei concorsi. Abbiamo chiesto in quell'incontro al ministro Giorgetti, dimostrando come i nostri conti vadano migliorando e vada riducendosi sempre di più il disavanzo in maniera virtuosa e graduale e costante, però abbiamo chiesto di sbloccare i concorsi. Ci hanno detto che daranno risposte, ma siamo fiduciosi perché l'approccio è stato estremamente positivo, perché il governo sta capendo che noi stiamo facendo bene i compiti a casa. È una burocrazia però che va non solo rimodulata e implementata, ma è una burocrazia per la quale io mi batterò perché possano esistere anche processi di turnazione. E con ciò non voglio dire che voglio penalizzare X o Y, però quando in un ruolo si sta troppo a lungo non è bene. Io non capisco perché a livello di controllo del territorio i questori, che rispetto, i prefetti, che rispetto, hanno delle regole interne apprezzabili di trasparenza. Dopo 3-4 anni girano, lo sappiamo, girano i prefetti, girano i questori ed è bene, ed è positivo, e vengono questori, prefetti animati da altro spirito, però sono una novità, che possono guardare un problema in maniera diversa rispetto al predecessore, ma questo è, diciamo, dialettica costruttiva del territorio. Non capisco perché questo non possa succedere in regione, non capisco perché. Abbiamo delle norme interne che prevedono come disposizione anticorruzione la rotazione, ma io non voglio avvicinarmi a questo problema pensando alla corruzione, non voglio pensare male del dirigente che se sta troppo lì si fa corrompere, no, io ritengo che sia giusto
anche per creare spiriti emulativi maggiori da parte degli stessi dirigenti di mettersi in discussione su altre pratiche, su altri settori della pubblica amministrazione. E questo ci stiamo cominciando ad interessare, perché secondo me è necessario. Presidente, mi perdoni, ma abbiamo forse il ministro Tajani in collegamento? Se mi danno conforto ecco, dalla Antonio, regia. questa è la nostra sorpresa. Eccolo. Ciao, Caro Renato, un abbraccio, complimenti per organizzare una cosa straordinaria. Come stai lavorando benissimo come Presidente della Regione, abbiamo scommesso ancora una volta su di te, hai dimostrato di essere un grandissimo Presidente della Regione Sicilia, della tua terra, come sei stato un bravissimo Presidente, grandi sacrifici, e noi dobbiamo essere grati a questa gente di Sicilia per tutto quello che fa, per come collabora, anche per la dimostrazione di ospitalità. Noi siamo fortemente impegnati per ridurre i flussi migratori irregolari, siamo impegnati con una strategia anche a lungo termine, stiamo lavorando molto con la Tunisia e i paesi africani per cercare di ridurre i flussi migratori, perché ci rendiamo conto che a volte l'isola di Lampedusa arriva al collasso e questo non è assolutamente giusto, perché poi tutti questi migranti vogliono andare in Germania o in Finlandia. Da questo punto di vista potete contare sulla nostra solidarietà, potrei contare sulla solidarietà mia e di tutti quanti i ministri di Forza Italia, che sono tuoi amici personali, ma sono amici della Sicilia. E la Sicilia degli anni 80 e la scopertura della statua di Alcide De Gasperi. Ieri a Ravanusa c'è stato un interessante incontro organizzato dal Comune e dalla Fondazione De Gasperi, il cui presidente è l'ex ministro agrigentino Angelino Alfano, che era presente alla cerimonia. Vediamo. L'ex ministro Angelino Alfano, attuale presidente della fondazione dedicata ad Alcide De Gasperi, uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, è stato ieri a Ravanusa invitato dal primo cittadino Carmelo D'Angelo per la scopertura di un busto bronzeo dedicato proprio ad Alcide De Gasperi. La statua è stata realizzata dallo scultore cittadino Rocco Carlisi, che aveva già eseguito quella dedicata all'ex ministro Salvatore Lauricella, anche lui di Ravanusa. Tante le persone provenienti da diverse parti della Sicilia presenti all'evento, e che ha visto anche la partecipazione di numerosi sindaci dell'Indal, tra questi l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, il vice sindaco di Palma di Montechiaro Lovasco, il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, il presidente del consorzio universitario René Mangiacavallo. Doveva essere presente anche l'onorevole Calogero Mannino, ma un recente lutto in famiglia con la perdita del fratello Roberto non lo ha consentito. La cerimonia è proseguita poi con una tavola rotonda alla presenza sempre del ministro Alfano, di Enzo Di Natali, del sindaco Adangelo, per discutere e commentare il libro di Calogero Pumiglia, sempre sulla storia della Democrazia Cristiana, scritto in tandem con Vito Riggio, e la prefazione dell'onorevole Mannino, Speranza e declino della Sicilia degli anni '80, dove si è analizzato anche il controverso rapporto tra la DC e la mafia, e grazie proprio al congresso di Agrigento, che vide l'estromissione di Gian Cimino dal partito della Democrazia Cristiana. Un momento importante che ricorda un grande Presidente del Consiglio, un padre della Repubblica, un padre dell'Unione Europea, e averlo voluto oggi qui nella piazza principale di Ravanusa è un momento per ricordare alle future generazioni che è stato Alcide De Gasperi. Tra l'altro c'è anche la presentazione di un libro che parla proprio di De Gasperi, dell'onorevole Pumiglia. Sì, presenteremo il libro che parla della Democrazia Cristiana, abbiamo anche il Presidente della Fondazione, l'onorevole Alfano, una data importante per la nostra comunità. Ringrazio il sindaco che mi ha fatto un doppio regalo, il primo di tornare a Ravanusa e il secondo di partecipare alla scopertura di questo busto bronzeo che testimonia innanzitutto il fatto che un sindaco accorto sa bene che non esiste futuro senza memoria. Un albero può crescere molto in alto se ha radici profonde. E allora riscoprire le radici del nostro paese significa far sì che l'albero del nostro paese possa arrivare sempre più in alto. Se l'Italia è quello che è oggi, lo deve al presidente Alcide De Gasperi. Il 18 aprile di 75 anni fa
ci fu una grande vittoria, che fu la vittoria del presidente Alcide De Gasperi e della Democrazia Cristiana contro il Fronte Popolare, e in quel momento la scelta non era la scelta di un governo, ma era la scelta tra libertà e oppressione, tra democrazia e dittatura, tra Occidente e Oriente, tra libertà di pensiero, di mercato, di parola, di credo e tutto ciò che ne rappresenta il suo contrario. Il 18 aprile di 75 anni fa vinse il presidente De Gasperi con la Democrazia Cristiana, ma benché prese la maggioranza assoluta, decise di comporre una coalizione perché ebbe spirito unitario, dicendo: l'Italia non si governa da soli. Ci accingiamo, oggi è il 21 aprile, ci accingiamo al 25 aprile, alla festa della liberazione. Come Fondazione De Gasperi abbiamo promosso per giorno 24 pomeriggio la deposizione di una corona d'alloro al monumento del Manzù, che è il monumento funebre, la tomba del presidente De Gasperi a Roma in San Lorenzo fuori le mura, per ricordare un qualcosa che gli italiani spesso non ricordano, e cioè che la festa della liberazione fu istituita nel 1946 dal presidente Alcide De Gasperi, mandò la bozza al re Umberto, il quale promulgò. E allora, quando la cronaca sembra dividere il paese, occorre approvvigionarsi alla storia per recuperare la misura e il senso dell'unità. Ecco, a cosa si è ispirato? Ci racconti qualcosa in merito a questa statua? Diciamo che è stata quando mi ha chiesto Carmelo D'Angelo di intervenire su questo lavoro qua, è stata una grossa responsabilità, perché da una ricerca che si era fatta poche statue ci sono in giro di questo personaggio De Gasperi, e quindi la responsabilità è stata grande, e quindi anche l'impegno di conseguenza è stato grandissimo. Qualche notizia tecnica su come è stata realizzata la squadra, il materiale? È una scultura in bronzo in cera persa, è stato modellato interamente attraverso una serie di fotografie che mi sono pervenute sia dalla fondazione sia dal committente. Anche l'onorevole Pumiglia presente a questa manifestazione, integrata tra l'altro anche dalla presentazione del suo libro. L'onorevole Alfano ha ricordato due cose di De Gasperi: la vittoria del 18 aprile del 1948 e l'iniziativa che ha avuto per la istituzione della festa del 25 aprile, quella festa che ricorda la vittoria sul nazifascismo e la sconfitta della dittatura. E deve essere un evento di tutti, un evento unitario, perché su quell'evento è fondata la nostra Costituzione. Sono lieto quindi di aver partecipato a questa iniziativa e di presentare adesso uno dei miei libri, l'ultimo, che è scritto insieme a Vito Riggio, e nel quale io tratto della storia del rapporto tra la mafia e la Democrazia Cristiana dal congresso regionale di Agrigento dell'83, quando dal partito fu cacciato Vito Ciancimino, la persona che più di tutti infestava il partito, fino alle stragi. Il sindaco Di Naro presente a questa iniziativa con l'onorevole Alfano e il sindaco di Ravanusa. La memoria va ricordata e conservata, e se vogliamo costruire un futuro, e tutti ci proviamo, ci tentiamo, ma se non ci affidiamo anche alla memoria di chi ci ha preceduto, Alcide De Gasperi per noi è un faro sicuramente, non ne andremo da nessuna parte. Anche il professor Di Natali presente a questa iniziativa dedicata a De Gasperi, dopo l'introduzione della statua, oggi anche un suo commento sulla presentazione del libro dell'onorevole Pumiglia. Ricordare De Gasperi significa ricordare le radici dell'Italia, ricordare anche l'attualità di questo pensiero in un momento in cui l'Italia sta attraversando un periodo non felice. Perché? Perché si è allontanato dal pensiero di Sturzo, di De Gasperi, e cioè la dottrina sociale della Chiesa che ha fatto grande l'Italia, soprattutto nel dopoguerra, è venuta meno.
E adesso una notizia che è un po' nel solco di quella impronta autonomista che il governo della regione vuole dare al suo corso, lo ha fatto con le tematiche dell'insularità, con il caro voli che tanto consenso hanno portato al presidente Schifani, e adesso le banche che operano in Sicilia, anche se hanno sede legale fuori dall'isola, devono pagare le tasse qui. L'ha detto l'assessore all'economia siciliana Marco Falcone parlando dal palco della convention di Forza Italia a Palermo. Ho scritto una lettera garbata ai direttori degli istituti di credito, dice, li incontrerò nei prossimi giorni, devono versarci 100 milioni di euro. Solo Unicredit, che già storna le tasse alla regione siciliana, versa quasi 80 milioni di euro l'anno. E restiamo in tema ancora di politica regionale. La Sicilia sta facendo grandi passi avanti sul fronte energetico, avvicinandosi agli obiettivi dell'Unione Europea. Lo afferma l'assessore regionale dell'energia Roberto Di Mauro, che dice: dobbiamo raggiungere l'obiettivo del Fit for 55 e abbiamo già raggiunto 8 gigawatt che ci consentiranno entro il 2030 di essere in regola con gli obiettivi assegnati alla regione. Stiamo aggiornando, dice Di Mauro, anche il piano rifiuti con la chiusura del processo di economia circolare con i termovalorizzatori. E su questo tema si infiamma un po' il dibattito politico. Termovalorizzatori, chiamiamoli con il loro nome, sono inceneritori e fanno male alla salute. Noi siamo pronti alle barricate, lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars dopo l'accordo siglato a Roma sui poteri speciali affidati a Schifani per realizzare 2 di questi impianti in Sicilia. I termovalorizzatori, lo afferma il capogruppo pentastellato Antonio De Luca, operano con la combustione. Chiamarli inceneritori pertanto non solo è poco corretto, ma è anche doveroso per fare comprendere ai cittadini cosa gli vogliono piazzare sotto casa. E conclude dicendo che non è con le acrobazie lessicali che si cambia la sostanza delle cose. E cambiamo argomento, andiamo verso il 25 aprile e Favara si è portata avanti. Noi partigiani favaresi, ieri sera manifestazione in ricordo di quanti favaresi appunto hanno partecipato alla resistenza e alla lotta per la liberazione della città, e la città ha tributato loro anche l'intitolazione di tante strade. Vediamo. Una passeggiata seguendo l'itinerario delle vie che ricordano i partigiani favaresi che hanno fatto la resistenza e combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. È stata questa l'iniziativa Noi partigiani favaresi, promossa e organizzata ieri sera dalla locale sezione AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, da Liberarci, dall'Istituto Calogero Marrone, unitamente al Comune di Favara. Familiari dei partigiani, componenti delle associazioni, autorità e cittadini hanno così percorso via Gaetano Moscato, via Calogero Boccadutri, via Calogero Piazza, via Antonio Lombardo, via Girolamo Magliata, via Calogero Fanara, piazza Calogero Marrone, giusto tra le nazioni. Tutti figli di Favara, alcuni conosciuti, altri meno, venuti alla ribalta grazie allo studio di Pasquale Cucchiara, che ha raccontato le loro storie nel libro Altri uomini. Il corteo ha reso omaggio ai partigiani favaresi. Pasquale Cucchiara ha ricordato la loro storia a futura memoria. Noi abbiamo figli che forse non sapevamo. Fino a pochi anni fa era famosa la frase che la resistenza è stata fatta al nord e dal nord, grazie agli storici e in particolare nel nostro comune, a Pasquale Cucchiara, ma anche a Gero Castronovo, lo voglio dire perché in effetti anche lui lavora in questa direzione.
abbiamo scoperto che se non a Favara, ma i favaresi hanno dato la vita, hanno combattuto perché noi avessimo uno Stato democratico, perché fosse lottato il regime fascista che poi abbiamo saputo abbattere e sul quale abbiamo costruito l'Italia repubblicana, l'Italia libera e democratica. Fino a qualche tempo fa si pensava che Favara non fosse stata interessata per nulla della guerra di liberazione e della lotta di resistenza. Invece non è stato così, perché da studi fatti di recente, in maniera particolare da Pasquale Cucchiara e dall'impegno che altri abbiamo messo, diciamo, con le nostre associazioni, parlo dell'AMBI, parlo dell'Istituto Studio e Ricerca Calogero Marrone, siamo riusciti a capire che invece Favara ha versato il proprio sangue per la liberazione del nostro Paese. Vorremmo ringraziare tutti coloro i quali hanno lottato per darci un'Italia libera, democratica e antifascista e d'ora innanzi diciamo che Favara entra con forza nella resistenza italiana. Oggi abbiamo fatto un tuffo, diciamo, nella nostra storia, abbiamo ricordato tutti i partigiani, alcuni dei partigiani interessati ai quali abbiamo dedicato delle vie ultimamente, ed è stato anche un modo per ricordarci a tutti noi che ci sono stati tantissimi italiani, ma in questo caso nostri concittadini, che hanno dato la vita, alcuni che hanno messo a rischio altri la propria vita per regalarci quello che oggi noi abbiamo, la libertà. Questo ci serve a rinforzare quella che è la ricorrenza del 25 aprile per non lasciare che venga dimenticata nella stanchezza, ma che anzi con molta più vitalità possiamo festeggiarla e ricordarla, per ricordarci tutti assieme che il pericolo del fascismo non è mai sopito e che bisogna tenere alta l'attenzione e ricordare chi e che cosa ha fatto per regalarci oggi la libertà. Certamente questo è uno degli impegni prioritari che noi abbiamo, fortunatamente abbiamo persone che continuano nella ricerca, Pasquale Cucchiara su tutti, sulla ricerca per far venire fuori tutti i nomi dei nostri concittadini che meriteranno questo riconoscimento. Oggi stiamo chiudendo in piazza Calogero Marrone, ex Piazza della Vittoria. È stato uno dei miei primi provvedimenti, perché ho voluto ricordare in una piazza importante della nostra via una persona che in tutta Italia, anche nel mondo e soprattutto a Varese, è ricordata con vie e riconoscimenti. Era corretto che fosse ricordato nella maniera corretta nella propria terra di origine. Il 25 aprile quindi non solo una giornata festiva e non lavorativa, ma una giornata da ricordare sempre. Il 25 aprile è una ricorrenza, non è una festa, ma in quella ricorrenza noi ricordiamo appunto chi si è sacrificato, ricordiamo da dove veniamo e ricordiamo soprattutto che la libertà che oggi noi abbiamo non è scontata, è un qualcosa che si è conquistata con il sudore, con la vita, e che abbiamo l'obbligo morale di ricordare e portare avanti. Anche il comune di Agrigento, come hanno già fatto tanti comuni d'Italia, potrebbe presto lavorare ad una ordinanza sindacale contro il rilascio di palloncini e lanterne in volo che tra l'altro inquinano e arrecano danno ai volatili. È una delle dichiarazioni rilasciate dall'associazione Plastic Free, che ha siglato un protocollo d'intesa con il comune di Agrigento che ha l'obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato e avvicinando l'ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale. Domani l'associazione Plastic Free richiama raccolta ai volontari a Maddalusa per una manifestazione che, dicono i responsabili, si terrà anche in altri comuni della provincia quali Lampedusa, Licata, Menfi, Sciacca e Canicattì. È interessante momento di incontro oggi per la SAMU, che ha parlato dei casi clinici nelle cure palliative domiciliari, e c'è un servizio. Presidente, ecco, parliamo intanto della SAMU che oggi riunisce i suoi collaboratori in un momento importante qui ad Agrigento.
Un momento particolare perché vede Agrigento a ribalta della cronaca, finalmente un riconoscimento meritato. Mi riferisco alla capitale d'Italia della cultura, una cosa molto bella. Noi abbiamo scoperto come SAMO, che come sapete fa l'assistenza domiciliare di cure palliative, abbiamo scoperto Agrigento parecchi anni fa e devo dire siamo stati accolti con grande senso di responsabilità, grande professionalità e grande umanità, e questo lo riconosco a tutti gli operatori che ogni giorno faticano per alleviare le sofferenze dei nostri assistiti. Ecco, parliamo del lavoro importante nel sociale che svolge la SAMO, per magari chi non è molto informato, Presidente. Questo è il problema centrale, perché le cure palliative che probabilmente vengono non ben interpretate, perché palliative può significare inutili, nel dialetto si dice tapallì in siciliano, no? E invece palliative viene da pallium, mantello, sollievo, protezione. Le cure palliative non sono conosciute da tutti e c'è una difficoltà culturale riguardo a questa problematica. Noi lavoriamo ogni giorno con i medici di medicina generale, che ringrazio tutti in maniera uguale, per far trasmettere questa cultura e per dare sollievo alle famiglie che ne hanno bisogno presso i loro domicili. Presidente, ecco, facciamo anche un po' di informazione. Spesso la gente che ha un malato terminale a casa non sa come, diciamo, districarsi tra le pastoie burocratiche. Ecco, un consiglio da parte sua. La burocrazia non è un problema di Agrigento, la burocrazia è un problema italiano. Ecco, cosa deve fare una famiglia, ecco, in questo senso? Cosa deve fare una famiglia? Deve parlare col medico di base o deve telefonare alla SAMO e la SAMO, l'ufficio addetto, darà le indicazioni necessarie perché si possa attivare l'assistenza domiciliare. Ecco, ricordiamo che non c'è nessun esborso da fare, ecco, questo è importante, che la cura è gratuita. Assolutamente, la SAMO è una struttura convenzionata con l'ASP di Agrigento e accreditata dalla Regione Siciliana. Ecco, facciamo anche un invito per il 5 per 1000 proprio per sostenere la SAMO. Ma mi auguro che chi vuole partecipare a dare un contributo alla bontà dell'assistenza, perché possa essere sempre migliorabile e migliorata, dia il proprio contributo al 5 per 1000. È un augurio che noi facciamo, perché sono soldi che noi poi dirottiamo non proprio sull'assistenza diretta, ma su quella indiretta, cioè pacchi di cibo e quant'altro. Dico, oggi un incontro qui per discutere e approfondire sulle tematiche, sulle cose che succedono giorno dopo giorno. L'incontro di oggi fondamentalmente è un incontro dopo alcuni periodi brutti che abbiamo passato tutti, mi riferisco alla pandemia, è un incontro per discutere dei casi clinici, cioè approfondire e aggiornare i metodi di cura. Abbiamo con noi il nostro direttore generale sanitario, la dottoressa Rinaldi, che è un'oncologa di chiara fama, che intratterrà tutti gli operatori e discuteranno assieme dei casi clinici e tutte le peculiarità dei casi che verranno prospettati. Quindi è un momento formativo sostanzialmente. Ma assolutamente sì, intanto perché abbiamo il piacere finalmente dopo la pandemia di vedere tutti i nostri operatori e questo per noi è una cosa fondamentale, perché la partecipazione proprio fisica ci permette di un interscambio, come stamattina è avvenuto, di tutti i casi, di tanti casi clinici, di tante criticità che ci sono nelle assistenze. Noi, come lei sa, operiamo a domicilio dei pazienti, perché la SAMO Onlus è un'associazione accreditata che opera ad Agrigento da circa 11 anni e ci occupiamo di assistenza domiciliare, di cure palliative dei pazienti non solo oncologici, ma da qualche tempo anche di pazienti con patologie neurodegenerative. Facciamo un bilancio di questo confronto che avete avuto con chi si occupa di questo settore. Generalmente noi siamo un'associazione che si occupa di cure palliative sul territorio della provincia di Agrigento, perché la nostra squadra è solo esclusivamente in questo momento ad Agrigento. Esiste una struttura a livello regionale che si occupa appunto in altre province come Catania, come Trapani, oggi la riunione verteva praticamente abbiamo fatto il punto su quello che è la realtà della struttura di Agrigento e soprattutto c'è stata un'occasione di confronto fondamentalmente su alcuni casi clinici
e sulle modalità di comportamento. Naturalmente sono uscite fuori tante occasioni sia di discussione, sia di soluzione dei problemi, sia di approccio al paziente praticamente terminale, che sono i pazienti di cui ci occupiamo. Consideri che ancora in questa provincia, ma non solo in questa provincia, la cultura delle cure palliative non è esplosa, però è presente, si comincia ad entrare, cominciamo a coinvolgere sia i medici di famiglia sia anche i medici del territorio e adeguatamente comunicato riusciamo a penetrare, anche perché fondamentalmente sono le uniche strutture che si occupano a tutto tondo di un paziente che va verso il fine vita fondamentalmente e quindi ha bisogno di un'attenzione particolare, non particolare dal punto di vista solo farmacologico, ma principalmente dal punto di vista umano. La SAMO chiaramente si occupa di pazienti non solo oncologici ma anche pazienti che hanno patologie di tipo vascolare o anche le SLA. Vi sono diverse figure professionali, oltre al medico palliativista c'è l'infermiere, l'assistente sociale, c'è l'OS e anche praticamente lo psicologo, che chiaramente è di supporto non solo al paziente ma anche alla famiglia. Diciamo che è un'assistenza che può essere fatta facilmente attraverso il medico di famiglia. Chiaramente si deciderà poi le figure professionali che interesseranno per quel determinato paziente. Sì, noi ci occupiamo dell'assistenza domiciliare al paziente oncologico, anche non oncologico, quindi con tutte le patologie che hanno una prognosi in pausa, e il nostro compito è quello di assistere a livello sociale, psicologico e sanitario il paziente dal momento in cui arriva in assistenza fino poi al fine vita. Quindi è un accompagnamento proprio alla morte del paziente, dove si assiste non soltanto chi è affetto dalla patologia ma i familiari. E nel mio caso specifico il mio ruolo è anche quello di fornire un supporto agli operatori, essendo coinvolti all'interno dell'assistenza del caso. Diciamo che è un'esperienza ormai più che decennale la nostra, e devo dire nel territorio sta avendo una funzione molto importante, perché diamo la possibilità al paziente di essere assistito al proprio domicilio, quindi nel proprio entourage familiare, in presenza di tutti i familiari nel proprio ambiente di vita, e quindi siamo noi a spostarci a casa del paziente e non il paziente a rimanere istituzionalizzato o comunque ospedalizzato. Diamo spazio brevemente alla pubblicità e torniamo tra poco. C'è preoccupazione in città e in provincia per un'escalation di colpi portati a compimento da criminali che stanno facendo razzie di qualsiasi cosa riescano ad arraffare all'interno di esercizi commerciali durante gli orari di chiusura, sia di notte che di giorno. Poco importa, si intrufolano e rubano ciò che possono. Dopo un panificio, l'Agenzia delle Entrate, scuole, ieri è accaduto nuovamente, per esempio a Ribera, dove ignoti intorno alle 14, orario di chiusura di un supermercato, hanno sfondato la porta principale d'ingresso e hanno prelevato quanto contenuto nella cassa, circa 1.500 euro. Immediata la denuncia del proprietario e l'avvio delle indagini da parte delle forze dell'ordine, che chiaramente tra le prime cose che con molta probabilità faranno sarà indagare attraverso gli impianti di videosorveglianza della zona, qualora ce ne fossero. Ma dicevamo che c'è allarme, perché gli episodi non si limitano a questo. Ignoti malviventi hanno danneggiato la scuola Quasimodo, poi un 35enne è stato denunciato mentre tentava di prelevare materiali ferrosi all'interno dell'asilo Esseneto in piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento. A Canicattì è stato rubato un motorino Piaggio Zip, e sempre a Canicattì, nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, qualcuno ha pensato di entrare all'interno di un'abitazione trafugando
comprando un fucile e ferramenta. E come vedete una lunga lista che preoccupa i cittadini e impegna le forze dell'ordine che stanno lavorando alacremente per risalire a quanti si siano resi responsabili di questi gesti di criminalità. Ed è stata avvertita anche a Licata la forte scossa di terremoto che ieri invece ha fatto tremare la terra a Catania. Paura tra i residenti della cittadina marinara che hanno visto muoversi i lampadari, hanno avvertito un tremolio, fortunatamente determinando solo un momento di forte disagio che non ha provocato danni a cose o a persone. Intanto nella notte, ricordiamo, c'è stata un'altra forte scossa di terremoto, questa volta al largo di Malta. E cambiamo argomento. La Sicilia che produce, è stato presentato a Montevago il programma di valorizzazione della lana di alta qualità del distretto laniero siciliano. Ci sono le interviste. Una giornata molto bella, innanzitutto per avere dato a questo territorio la possibilità di capire e di sapere cosa sta facendo il distretto laniero nella nostra regione. E secondo, vedere l'università con le categorie, gli allevatori, il distretto e poi gli ordini, parlare insieme di territorio, capire quanto importante sia l'utilizzo e il riutilizzo della lana e come procedere per intanto alleggerire il lavoro degli ovinocoltori e capire quali percorsi virtuosi intraprendere. 4 tipi di pecora che ci sono sul nostro territorio, quella della Valle del Belice è la prima razza che si alleva sul territorio regionale, e sapere che la regione siciliana è al secondo posto in termini di capi allevati sicuramente deve porre la politica in una prospettiva di responsabilità e nello stesso tempo di capire come meglio intervenire e andare incontro alle esigenze degli allevatori. La rappresentazione proprio plastica di come avviene la tosatura per capire come l'animale si alleggerisce di questo peso che porta e come questo peso invece può essere una grande risorsa, per cui avere visto chi fila la lana e riesce ad ottenere prodotti naturali, donne che hanno investito dai caseifici ma anche al settore produttivo della lana, è stata veramente una bellissima esperienza. In Regione Sicilia si allevano poco meno di 700.000 capi e quindi da questo otterremo intorno ai 900.000 kg di lana, che sono una risposta al benessere animale. La pecora deve essere tosata almeno una volta all'anno, altrimenti sarebbe male. Questa lana purtroppo in questo momento non trova grande collocazione di mercato, in effetti non è una lana di particolarissimo pregio qualitativo, è un prodotto che è stato un'importante risorsa collaterale per il mondo dell'allevamento, oggi è diventato un rifiuto perché una normativa europea prevede lo smaltimento quindi tutto il percorso di trattamento, di trasferimento dalla impresa verso lo smaltimento a filiera controllata e lo smaltimento verso centri autorizzati. Questo costituisce un ulteriore onere economico nei confronti delle imprese zootecniche che già di suo hanno quello della tosatura, che di solito viene fatto da personale specializzato e che quindi ha un suo costo. L'obiettivo del distretto è quello di riuscire a ridare vita a questo prodotto. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, gli incontri di queste settimane che stiamo attivando anche grazie all'assessorato attività produttive della regione siciliana ci sta consentendo di spaziare a 360 gradi su quelle che possono essere le possibili utilizzazioni. Abbiamo individuato un certo ritorno verso il tessile attraverso un gruppo di lavoro che fa capo a Mercato Bianco in provincia di Palermo nel territorio di Castronovo e poi abbiamo in concorso con il mondo accademico, con il mondo della ricerca, individuato altri 2 o 3
possibili utilizzazioni che vedrebbero la lana trasformata attraverso un processo di pirolisi in biocer, che poi andrebbe a costituire un ammendante per l'agricoltura, o attraverso un processo di idrolisi la possibilità di ottenere un concime liquido, naturalmente in rispetto e in ossequio a quelle che sono le norme europee della circolarità, quindi terra, animale, terra. Noi stiamo provando a fare un laboratorio di idee soprattutto, ma di idee che vanno a valorizzare quello che è il nostro sapere, la nostra storia, coinvolgendo anche tutte le fasce, anche le più deboli, coinvolgendo le persone che hanno la volontà di mettere a disposizione il loro sapere. Con le lane facciamo dei manufatti, possiamo fare dei tappeti, possiamo fare con la tessitura, ma c'è anche la zona di feltro dove si possono fare dei manufatti proprio fatti in feltro. Dal punto di vista proprio della sostenibilità sappiamo tutti che andiamo verso un mondo pieno di plastica, quindi la coscienza anche di avere dentro i giubbotti il poliestere, mentre potremmo utilizzare la lana all'interno dei giubbotti per fare dei capi d'abbigliamento, quindi poncho, giacche. Si può realizzare quello che si vuole con la lana. Io utilizzo lane italiane, sono una tessitrice ma sono soprattutto un formatore, quindi la mia attività preferita è anche la divulgazione, perché se noi queste armature tradizionali non le tramandiamo finiscono con noi. Questi tessuti erano abbandonati da tantissimi anni e io ho cercato di riportarli in vita e di dare anche un nuovo tocco di colore. E parliamo di Infiorosa perché stasera arriva Sasà Salvaggio, domani sera Lello Analfino per 2 momenti di spettacolo e intrattenimento. Stasera poi è previsto anche un defilé di moda con esibizioni di tanti artisti che si alterneranno nelle centrali Piazza Cavour e in Piazza Vespri. Diciamo che comunque Infiorosa è stato un momento molto denso di appuntamenti artistici, di mostre, di canto, di ballo, di enogastronomia e tra stasera e domani vedrà il suo clou. E passiamo adesso allo sport. Primo trofeo di mountain bike Coppa Italia Giovanile domani con inizio alle ore 8 ad Agrigento, l'iniziativa che si articolerà all'interno della Valle dei Templi è stata presentata stamane a Casa San Filippo, vediamo. Oggi il primo trofeo qui ad Agrigento, un momento sicuramente bello e importante che vede coinvolti tantissimi giovani atleti. Come si svolgerà l'evento? Sì, ci saranno circa 200, no precisamente sono 215 atleti e 15 comitati nazionali più tutte le scuole di ciclismo della regione. Oggi alle 15 iniziano le verifiche test della prova percorso, domani già dalle 9 ci saranno le prime partenze. Le partenze avverranno dall'SP4, quindi su asfalto con spalle a Tempio di Giunone, e dopo 400 metri entrano nell'area sterrata di Casa San Filippo fino ad arrivare al demanio forestale. Sarà uno spettacolo, è il terzo anno consecutivo che organizziamo, il nazionale ci impone quasi di organizzare perché qua si trova tutto, percorso tecnico, bello, clima, le bellezze naturali che abbiamo del nostro patrimonio, quindi siamo qua sempre a battagliare e a lavorare. Questo importante sodalizio inizia più di 10 anni fa, noi abbiamo concesso un'area che è diventata un campo di allenamento per i giovani e l'idea di mettere a contatto il mondo culturale col mondo sportivo è un obiettivo che abbiamo sempre perseguito, di anno in anno l'associazione ha lavorato, è cresciuta, ha una concessione per un immobile ubicato a nord della Valle dei Templi e di anno in anno i risultati raggiunti hanno fatto sì che questo sodalizio si rafforzasse nella ottica che elevare alla cultura, fare conoscere questo patrimonio
importante ai giovani, è un indirizzo importante che il parco persegue dalla sua istituzione. Molto importante innanzitutto perché vede interessate le categorie giovanili, esordienti allievi che sono il vivaio di tutto il nostro movimento, quindi è molto importante investire su questi ragazzi e farne crescere il più possibile, anche perché poi quando arriveranno nelle alte categorie, sapete, il gioco si fa più serio e quindi l'importante è farli divertire adesso, che si divertono, che stiano insieme alle loro società, alle loro squadre e poi con un livello alto come questo, il percorso e a livello anche organizzativo è molto importante farli crescere in questo ambiente. Partecipazione notevole dei bambini verso questo settore? Sì, sono più di 200 bambini, mi sembra 250 partenti, quindi un ottimo numero, 15 regioni interessate e come prima prova di Coppa Italia giovanile è veramente un grande obiettivo. Avete scelto proprio Agrigento? Ma sai, io sono qua come tecnico e supervisore di questi ragazzi, perché poi in piena stagione avranno anche da affrontare i campionati europei e quindi è un appuntamento importante per loro. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale, però non prima di salutarci vi ricordiamo che subito dopo il TG ci sarà una nuova puntata di Mestiere Artigiano, una trasmissione che sta riscuotendo tanti consensi e che è realizzata in collaborazione con Confartigianato, che vi invitiamo a seguire perché come sempre vi darà nuovi spunti di conoscenza per le nostre eccellenze. Io a questo punto vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro telegiornale e auguro a tutti un buon weekend.